Bentornati al consueto appuntamento con Cronache Venete. Tantissime le notizie anche oggi per i nostri telespettatori e cominciamo subito con il primo servizio. Si è tenuto presso la sala del Consiglio Comunale di Musile di Piave una rievocazione sulla tragedia del Vajont a 50 anni di distanza. Vediamo il nostro servizio. La tragedia del Vajont a 50 anni di distanza è ancora viva nel ricordo di chi è sopravvissuto, di chi c'era, di chi ha portato da subito il proprio aiuto, ma soprattutto non può essere dimenticata, perché solo la memoria del dolore e della devastazione, forse, possono essere un monito per le generazioni future. Musile di Piave ha voluto dedicare una sera al ricordo di quella notte. Abbiamo voluto portare questa testimonianza in casa grazie appunto a questo scrittore che ha vissuto quei momenti, ma soprattutto li sta vivendo e li porta avanti, come ormai penso sia diventata una condizione di vita sua, perché lo troviamo spesso, quasi tutte le settimane, proprio nella diga, che affronta e aspetta tutti i visitatori per dare questo tipo di testimonianza. Sapere, conoscere che comunque coloro che hanno creato questo danno non sono stati puniti ha ancora importanza. Ha ancora importanza perché credo che sul luogo del disastro un ministro di questo governo ha detto e ha chiesto scusa alle popolazioni, a quei territori, e quindi quello è un segnale di forte lungimiranza, ma anche di forte responsabilità dell'istituzione, perché dobbiamo anche avere il coraggio di chiedere scusa e di dire abbiamo sbagliato a queste popolazioni che hanno perso oltre 2000 persone. Pubblico attento e commosso presso la sala del Consiglio di Musile di Piave, mentre lo scrittore Enrico Mazzucco raccontava la storia e la tragedia del Vajont. Cioè nel 63 avevo 17 anni, sì, cioè io ricordo perfettamente, perché sono stato appunto per capire, per toccare con mano quello che stava per succedere. Cioè io ho scritto la paura che avevamo, cioè rimanendo però nel punto dove abitavo io, lì a Colle Piarin si vedeva la valle in tutta la sua lunghezza, si vedeva il lago dall'estremità fino a diga. Non era quanto l'acqua che ci faceva paura, ma era perché spesse volte il TOC tremava. Si vedevano dei pezzi di calcinacci che scendevano per terra, poi venivano i tecnici della diga e attaccavano i vetrini, cioè su quelle fessure, e di lì nella casera dove abitavo io ne avevano messi due, uno al piano terra e uno al sottotetto. Quello sottotetto si spaccava più spesso, vedete.